Per fare buona cucina, la freschezza dei prodotti è essenziale. E così come un sarto sceglie i propri tessuti, può capitare che un ristoratore voglia scegliersi da solo gli ingredienti. Questi sono freschi raccolti di giornata e poi non vengono fatti dei trattamenti, quindi anche il sapore delle verdure è diverso. Alcune persone vengono qua apposta per quello, perché così trovano dei prodotti che sono con dei sapori, con delle qualità migliori. Allora Marco, qual è l'importanza di avere un produttore così vicino a casa che offre questi prodotti a chilometro zero? Beh, l'importanza sono state più di una. In primis, come diceva anche lui, avere il prodotto fresco. In secondo, hai un rapporto diretto con l'agricoltore e soprattutto con la terra, quindi sai sempre cosa c'è e qual è il prodotto della stagione. Avere la roba dal comune, quindi tu vieni e mangi veramente la cosa del territorio, per cui i fattori sono più di qualcuno. E poi è sempre un prodotto freschissimo, tu sai che lo raccogli, sai quando l'hai raccolto, sai quanto ti dura e sai cosa vuol dire lavorare con la materia freschissima. Mi sembra che anche la gente apprezzi questo. Ovviamente non possiamo prendere, questa è una piccola azienda, non prendiamo tutto, c'è anche la grande distribuzione che ci sostiene ed è importante, però dare importanza soprattutto a questi piccoli coltivatori, secondo me è basilare, sia per un discorso di qualità che per un discorso di territorio. Oggi vi farò una tartare vegetale, quindi farò una battuta di melanzane al coltello, servita su un letto di pomodori, cetrioli, il profumo d'aglio e guarnita con della portulaca e della crema di peperone. Partiamo dal protagonista, quindi dalla melanzana, che andremo a tagliare. Come parlavamo prima, è importante lavorare sostanzialmente con i prodotti stagionali e, se possibile, anche con il territorio. Allora, la cottura della melanzana la faremo in sottovuoto, quindi andremo a mettere 2 gocce di limone, e a livello organolettico le cotture sottovuoto in genere non disperdono le proprietà delle verdure o degli alimenti che vengono cucinati. Le bucce della melanzana, come detto, le utilizzeremo come guarnizione, per cui faremo una julienne molto sottile. E come ti è nata l'idea di preparare questo piatto? Beh, parte appunto dal fatto di andare a raccogliere la roba negli orti, quindi ti dà l'idea dell'importanza che hanno i vegetali. Non è solo una questione di contorno, ma è una questione proprio di volerli rendere protagonisti nel piatto. E poi vabbè, la cucina è soprattutto fantasia, per cui un po' di esperienza, un po' di fantasia, un po' di mestiere e abbiamo fatto il nostro piatto. L'occhio vuole la sua parte, no? L'importante è la sostanza, però certo la presenza non va trascurata. Non solo carne, quindi, nei piatti dell'alta marca trevigiana, mentre i vegetariani chiedono menù sempre più vari anche per loro, chef come Marco decidono di accettare la sfida, dando sfogo alla loro totale creatività.